Vendela. Dai, fan contenta, ma almeno una volta. Ti prego, fammi contenta. Vendela. Ma per piacere, Olga, ma perché te c'ha per non la pinola per dormire come te fai di sera? Dai, sì. Arturo, se ti te venire di là, tu prepara una sorpresa. Ma sì, figuremos, dai, Sul sì. comodino Sì. messo una pillola celeste, quella che fa effetto subito. Giura, ma allora che mi tocca venire subito, dai che svolgi televisione. Andiamo. Te smussa la televisione. Già fatto, Bravo. andiamo. No, sta calmo però, Pisa e minga su. Come sei, scusa, Sta calmo, perché se siete dalla tua sorella che figura fermo. La mia sorella se la sede seda per dire rosari, in ginocchio e nella sua stanza. Dai, No, chi no? Arturo, andende là, sotto i cuerni, mi sa anche scaldino. Andè che fatto solo. Se vedo un dopo, arrivederci. Vito, su, reagisci. Bisogna mettere una bella bula dell'acqua calda sul ventre e fare un bel massaggino sul stomaco. Prue di me. Proprio dei grambi qui sullo stomaco. Devi? Ciao, desquate il tu. Dai, che te fu un massaggino coi fiocchi. Così, ciao. No. No, Vito, te farà bene. Sì, bene. No. Oh, Vito, la zia, l'è bravissima. Te farà bene, dai. No. Allora, te pare che te fumi? Sì. Ma no, te sei buona, ti. Sì, è buona. No, te sei mica buona, ti dai prue di me. No. Vabbè, ma fa un pruano? Sì. Prova. Ecco qui la bula dell'acqua calda. Dai. Ecco qua. Ed ecco qui un bel bicchiere d'acqua presa, va bene. Allora, beve. Aiuto! Affogo! Ma mi sono se il caso no, fatemi che le si discute prima, sì. Urme perché il manca bianca mo. Mamma, aspetta. Fa bel vedere. Ma come le giù? Sì, te vedi come le belle. Ma le tue sudate, le tue smorze. Le smorze, sì, le sudate. Sì, da freddo, va. E le anche bagnacchini sul calzone, va, fa toccare, va. Ma anche sulla pata, va toccare. No, ma sì, no, Allora, non cattive, vabbè, insomma, ma siete che fa caso, sulla mammanzina e il Gauss Fries, la di che se le fa quando era un bagai con una bottiglia di vedere. allora, se te sei sicura, presente. Peder, Bardum, Sol Lucia. Te se ricorda di me? Beh, adesso chi a tua disposizione? A tua disposizione, ma mi son minga scisfacciata. E per la mia coscienza la me permette minga certi comportamenti, Ma lascia per la coscienza. Allora, se ho capito bene, e vi da parlare, come fa per il frecce, quando la voglia o il bisogno di scaldare i pe e gavaria in giro un'acqua amorosa di riscaldamento? No, anche se sentiria il bisogno, ma no, ma per il riscaldamento, anche per parlare un cicinin. E in compenso il me lavora, la medita, e il mio figlio di stagadere, e ogni tanto mi concedi una qualche partitina a carta, cui amici che mi resta. Ma non devo trascurare, il gode sta su allegher. Chissà quante occasioni che le capita cosa mistecche e chissà quante che ne turna e neanche si incogge. La pensa? Ma sicuro, ma che derda begliacci. Mi, per esempio. Arrivi subito, che la me scusa sciura, ma il dovere me chiama. Arrivi.
E soffre del, Sciura, da fortunatusa? Ah sì, una gran brava Tusa, che la studia sempre, anche troppo. Su, farmacia è una scuola difficile. Ed infatti la studia del farmacista. Ma lui come fa a sapere? Ti rendo indovinare. Ah sì? Difficile o no, la trova sempre il modo per andare a divertirsi. Come ieri sera, quando è tornata a casa con quel bel fiore. Paolo! Dai, busca e pinga, dai. Tu devi girare intorno per farla parlare. Uè, si sa mai, riesce a darsi una informazione sulla Rita. Quella tusa lì, la mi piace in sci tanto e la sposeria anche domani. Però, a me la mi pare che la mi nascondo sempre un quei cose. Per esempio adesso, sono venuto a sapere che ieri sera, invece di passare la serata con me, la portai a un tissi. Chissà chi era per... Che martura che su! Ma che chissà come perdeva il rubinetto della Marisa, Ascoltala lì, perdeva tutti i rubinetti della casa. Ecco. Ma era perché gli stringeva minga. Ecco. E pensa che per fan vedere che perdeva il rubinetto della doccia se la fa, la si è casciata sotto tutta vestita. E la dervi il rubinetto. E dopo la sera bagnata tutta la usava come una matta, perché aveva frecce e insomma la barbellava tutta. Mi toccava una matta anche a disvestire. Ma lei è rimasta lì davanti a te, cioè davanti a lui tutta viotta? Sì, Ah sì? La si è disvestita in un attimo. E intanto che cercava l'accappatoio che trovava minga, andava in giro per la casa tutta biotta. E una volta trovava l'accappatoio, povera Nina, la barbellava tutta e si è sbattuta in sul letto. Ecco, ma è sul letto? Ma tutta biota? No, con indosso l'accappatoio, tutta ver però. E mi ho cominciato a fargli massaggio per scaldarla. E intanto che la sfregavi ben dappertutto, le suona il telefono. Meno male che l'ho suonato. Ma sentite il cognose? A me sì. A lui no. Chi sì e lui no. No, è una minga riconosciuta, si ricorda più. Ma come si ricorda più te che di niente? Ah no, mi vergogno, Che cosa ti deve? Te la chi? Ma te la chi la Marisa? Ma ste fei esistono? Ciao, beh. Ho finito il zucchero e sono venuta qui a fare prestare i cucciarini. Te fa bene. Ma Arturo, ma come te stai bene? Ma te pare tu pivello? Hai visto? Manga, ma che belon che te ghetti! Te senti che belon che te ghetti! Ma che camicia fina! Sì, Marisa, dai! Proprio la camicia, Marisa! Un problema di taste, l'8,50! L'8,50? Ma signora, non esiste l'8,50 nell'amministrazione pubblica. Magari alla Fiat. Bravo! Vedi che è anche intelligente! Allora mi porti a Camilla, stu bel giù in alto per votare a compilare la dichiarazione. E intanto che fu una bella rusumata. E che è sta rusumata? Rosso di uovo sbattuto con tanto zucchero e marsala. Intanto cerchi di risolvere il mio problema delle entrate, dell'ufficio delle entrate. Per risolvere il mio problema, che me lascia neanche a dormire di notte, torno di chi, beh, strache contenta a bere il caffè. Ma signora, io veramente non so se sono in grado e se posso aiutarla a risolvere i suoi problemi circa la dichiarazione dei redditi.